Avere il bacino termale più grande d'Europa e un sistema termale millenario nel cuore del Veneto evidentemente non basta. Anche Montegrotto Terme lancia un grido di dolore e di rabbia per l'esclusione delle piscine termali dal percorso di riapertura. Amministratori e imprenditori sono preoccupati perché non capiscono il criterio che divide piscine d'acqua dolce, che riaprono, e piscine termali che non vengono contemplate. Una scelta irragionevole che rischia di compromettere ulteriormente una situazione che vede i nostri alberghi, le nostre strutture alberghiere già penalizzate perché di fatto sono chiuse da mesi, quindi va a compromettere una situazione che di per sé è già tragica. L'Associazione Nazionale Comuni Termali vuole che le piscine vengano fatte rientrare nel percorso di riapertura alla pari delle piscine di acqua dolce. Noi sindaci riceviamo questi decreti, riceviamo queste ordinanze, dobbiamo poco interpretarle, dobbiamo adeguarle e farle rispettare sul territorio, quindi anche noi abbiamo veramente zero margini di manovra se non quello di scrivere, telefonare, appellarci al consigliere regionale di turno, ma vi assicuro che è veramente desolante uno scenario del genere. E le cifre di lavoratori e imprese coinvolte danno chiaramente l'idea del dramma. Potenzialmente a casa significa togliere una delle caratteristiche principali dei nostri alberghi, che sono famosi non tanto per le piscine che può avere qualsiasi altro albergo, ma per delle piscine con acqua termale salso-bromoiodica. C'è anche un'altra questione da dire: alcune piscine sono sia in parte termali sia in parte ad acqua dolce, quindi non viene veramente contemplata la peculiarità della nostra destinazione turistica. Tutto questo significa rallentare la riapertura degli alberghi, mettere in difficoltà gli albergatori e le loro imprese. Se non si fa impresa, non si genera ricchezza ed è tutta una catena e si rischia di creare ulteriori disastri economici.